padre, basta. Ti prego, non lo fa ancora. Eppure stasera, Vito, avrai quello che ti meriti. Perché mi ha rubato l'eredità. E perché è venuto nascosto io. Non sono stati non lo voglio. Fai a femminuccio. Lo so io. E non piangere. Ma sei tu, padrone, tutta la vita. Che mi risi la terra che tua donna l'ha stata a te e non a me. E che sto manco sai niente. No, una decisa. No, io. Ti prego. Lasciami stare. Fermati, padre. Statta zitta, sangue fracica. Fai schifo. Tu. Mario. Vito De Rosa, nato il 25 giugno 1927 ad Olevano sul Tusciano, provincia di Salerno. Non so perché, ma nessuno lo ricorda. Il destino dei poveri è anche questo. Su di loro la memoria evapora come una nebbia. Onorevole. No, ma io sono onorevole. Mi volevate uscire, sono da 10 anni qua dentro perché mi sono rubato un pacchetto di sigarette, volevo vedere la mia No, moglie. io non sono onorevole, io sono un semplice consigliere regionale. No? Mario. Sì. La mia pena è finita nell'89. Aiutate. Ma non ho questo potere, Mario. davvero. Non ho questo potere. Fallo uscire, Mario. Questa fu la prima volta che incontrai Vito, rapito dai suoi occhi che chiedevano aiuto senza bisogno di alcuna parola. In quella situazione dantesca, con un forte odore di urina e fumo, la figura candida di Vito aveva una purezza che trovi solo nei bambini. Vito, doccia. Forza, Vito. E fu allora che ho deciso di occuparmi di Vito e della sua situazione, cercando di capire le cause che lo hanno condotto a sprofondare nell'oblio. La causa è senz'altro dovuta ad una falla aperta nella nostra giustizia. Dopo tanti sforzi, oggi, questa resta ancora aperta. Pure stasera, Vito, avrai quello che ti meriti. Perché mi ha rubato l'eredità. Perché è venuto nascosto voi.
che fai a femminuccio? E non piangere, ma sei tu padrone di tutta la oliva! Questa è una brutta storia familiare, ricca di rancori e gelosie, di voci senza bocca che infangano il giovane Vito ingiustamente. Sull'intera vicenda grava l'ombra di una famiglia potente e arricchita dalla spartizione dei beni, sottratti al giovane Vito dall'interdizione legale. Io ti tirerò fuori da qui, da questo errore giudiziario, da questo orrore giudiziario. Io lo so che tu puoi sentirmi. Sono andato a casa tua, al tuo paese d'origine. Il sindaco, i cittadini, appena sentono il tuo nome fuggono. Ho parlato anche con tuo cugino Monsignore, che è la mia domanda. Che dopo la prima volta che è andato là a trovarlo non è più tornato. Una storia drammatica. E che dire poi di tua sorella Irma e di suo marito Damiano? Loro erano gli unici che ti potevano aiutare. Poi, misteriosamente, Damiano muore in un incidente stradale, seguito pochi giorni dopo da tua sorella Irma, morta avvelenata. Non ti preoccupare, Vito. Faremo di tutto per farti avere quella giustizia che ti è mancata fino ad oggi. Se prima di conoscere Vito De Rosa avevo dei dubbi sugli OPG, ora sono certo che vanno aboliti. Per quanto riguarda il detenuto Vito De Rosa, è rimasto schiacciato da questa istituzione per 52 anni, 18.000 giorni e altrettanti notti, chiuso in un piccolissimo cubicolo di 2 metri per 2, senza neppure una finestra, dalla quale intravedere un raggio di sole o vedere un cielo stellato. Grazie al nostro interessamento, nell'ottobre del 2003, il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha concesso la grazia per il detenuto Vito De Rosa. Sola nascente, rinda all'occhio chi non vede niente. Sola potente, luce la povera gente. E quando arriva scarfa marinda.
Come Vito De Rosa, ancora oggi tanti altri reclusi all'interno degli OPG sprofondano nell'oblio. E quando viene trasa m'ambietta, non mi fa più aspettare, troppa lunga è durata stanotte. E quando passa pigliamo in faccia, tutto tempo che vuoi, non c'è sta ombra cata ne caccia. Sola nascente, rinda l'occhio che non vede niente. Sola potente, luce la povera gente. E quando arriva scarfa marinda, non voglio più tremare, con mia fronna che se porto vinta. Figlio, vieni che moto sano, oh cannarona, figlio. Figlio